l'iniziativa che si chiama Rete, che stiamo implementando in 7 città della nostra nazione, che cercheremo di portare ad una città in ogni regione. Il senso di questa presentazione è l'orientamento appunto al lavoro attraverso la qualificazione professionale. In questo caso Verona avrà come caratterizzazione la cultura e le imprese creative. È un progetto che si focalizza su cultura e imprese creative, quindi ha come focus, diciamo, l'area umanistica dell'Ateneo, tant'è che appunto l'hub è anche dislocata fisicamente nel polo di Veroneta. Le iniziative che noi stiamo portando avanti congiuntamente con l'hub riguardano appunto tutti i giovani fra i 15 e i 35 anni, e quindi è una sfida verso nuove forme di occupabilità per questi giovani. Invitalia è l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d'Impresa. Noi gestiamo agevolazioni nazionali destinate a sostenere la nascita e la crescita delle iniziative imprenditoriali. E riceviamo sovente tanti progetti, tante idee che possono diventare progetti di impresa e che proviamo a sostenere. Nell'ultimo periodo abbiamo ricevuto tanti progetti anche da team rosa, da team femminili, e questa è sicuramente una notizia positiva. Invitalia sostiene questi progetti, offre dei servizi di accompagnamento, di tutoraggio rispetto a queste idee progettuali, per fare in modo che queste idee possano diventare attività di impresa. Questa partnership con Invitalia è la prima realtà università in Invitalia, ci fornisce 2 grandi strumenti. Il primo, di riflettere sulla costruzione e il monitoraggio delle competenze degli studenti, e quindi di rafforzare il ruolo dell'università anche nella fase di uscita degli studenti appunto dall'istruzione superiore, ma anche ci consente di fare una serie di valutazioni in connessione alla revisione dei corsi di laurea e alle nuove proposte. Questo è il primo e unico al momento caso e ne siamo orgogliosi ovviamente. Peraltro abbiamo deciso di utilizzare come tema per quanto riguarda l'hub, cultura e impresa creative, perché denota questo ambiente che è quello del Polo di Veronetta, dove ci sono i vari dipartimenti dell'Università di Verona che sono dediti a questo tipo di iniziative che dopo prevedono anche attività di imprenditività e attività di aiuto alle start-up, alle imprese, a quelle che sono anche le spin-off della realtà veronese.